Ok. Inizia. Allora. Oh, ciao Cristian, ciao Bordello, ciao Andrea, ciao Riccardo, ciao Eric Vergottini. Dai che ci siamo, Beppe. Ciao Ale. Oddio, aspetta, che palle. Scusate, raga. Sempre ste rotture di marone al cume. Ok. Oddio, aspetta. Che bello risentirsi in voce. Allora, siamo già in 23. Ciao raga, ciao Lesbeck, ciao Darkstar, ciao Ale Poplio, ciao Mer, ciao Regio, ciao Bordello, ciao MK93, ciao Amedeo, ciao Mister Tizio, ciao Ermin, ciao Francesco, ciao Nico, ciao Ale, ciao Simone Prossa, ciao Andrea, ciao Salvo, ciao Andrea. Boh. Perfetto. Allora raga, siamo qua su Eurotrack, come sapete mi sono dovuto, cioè, è la terza carriera per cagate con le mod, quindi come ho già detto nei video, ciao Tino Celona, ciao Dario, come ho già detto in questa diciamo nuova carriera l'obiettivo è quello di avere tutte le marche di camion e viaggiare insomma, come si dice, sbloccando tutte le città e quindi anche per quello tanti soldi. Adesso infatti vorrei arrivare, siamo a livello 7, vorrei arrivare a livello 10, ma la vedo dura per prendere un camion, ho voglia di un DAF, di provare il DAF. Il DAFO. Ciao Giglgog, ciao Michela Vallesi, ciao Gigi. Boh. Ciao Lorenzo Perra. Vabbè, direi che possiamo anche partire. Allora, vediamo. Lavoro autonomo. Ciao Frank Bo. Non me lo godo Frank Bo. Siamo a Clermont. Allora, facciamo un viaggiotto bello cattivo. A Montpellier siamo già stati. 190 è veramente una merda. Facciamo al contrario. Che beh, questo è un po' lungo. Hamburgo 1300. Ciao Bordello, ciao Manto Ronaldo il migliore. Ciao Riccardo Rusconi. Ciao, no, non l'ho visto il Rambo, so che ha vinto Randy mi sembra. Facciamo un Clermont Hamburgo che mi porta a bei soldoni. Ma vaffanculo, vai. Ciao Andrea Albos. Allora, adesso sarà veramente l'impresa riuscire a... come si dice, riuscire a leggere. Ciao Midzen, ciao Alexandro Eva. Ok. Allora, ok, accettiamo il lavoro. Ciao Matteo, ciao Mattia 4592, ciao Midzen. Carica. Ok, allora, abbiamo detto cazzo devo fare, non mi ricordo già più. Allora, ok, eccolo là, subito. Vai, raga. Porca puttana al volante, messo di merda. Dio Cristo. Ciao Lor. No ragazzi, qua prevedo vaneggia, ve lo dico. Oddio, come mai ho problemi di frame? Ai, come ogni tanto mi capita, però non capisco il perché, sinceramente. Alexandro già se la gode. No, però non vorrei avere problemi di frame perché mi girano i coglioni, eh. La tutti che se la ridono. No, non ho visto la Royal Rumble. Spero di avere problemi con lo streaming, ma non credo teoricamente. Cioè, ho già registrato Eurotrack. Boh. Vabbè, noi non guardiamo un cazzo e andiamo. Ma perché? No, Fioi. Si comincia di merda. Si comincia di merda. Però ho problemi di frame. Non so a voi cosa. Porca puttana. Scusate un attimo, ragazzi, perché. Faccio fatica veramente a far tutto, eh. Ai. Catrota. Adesso vi rispondo, ragazzi. Sto un attimo cercando di capire se ho problemi di rallentare. Sì, cazzo. No, Fioi, non che credo. Ma perché? Ciao Dario. Ciao De Maz.
Adesso vediamo, dai raga, adesso vediamo se è solo un falso allarme. Porca miseria. Niente, ho veramente dei problemini. Vabbè, ci divertiamo di più a cazzeggiare allora. Adesso vediamo in autostrada, ma in città, boh, mi dà più problemi. Ciao, Traina dall'Irlanda. Vabbè, ma se riavvio il coso, non ho... Dopo, guarda, ragazzi, vediamo un attimo. Adesso mi sembra andare un attimo meglio. Voi cosa... Come... Com'è la visuale per voi? Così almeno cerchiamo di capire. Cazzo, però... Ciao, Andre Salvo. Sto camion fa da cagare. Ho bisogno di capire se voi com'è per voi. Vediamo se mi rispondono qua i porchi. Vai manetta. Vai manetta, fa da cagare sto camion. Ciao Alessio Musetti. Aspetta che per leggere si vede bene. E di qua che devo andare, no, perché ogni tanto scatticchia però. Dio. Madonna, mi girano i nervi. Mamma mia. Ma perché deve avere sti problemi? Ma guarda che roba. Ragazzi. A me dà ancora qualche problemino, se no come si dice, riavvio, Ogni tanto ho proprio dei micro lag fastidiosissimi, cazzo. Sapete che mi dà fastidio. Comunque sono M54, vi saluto. Mamma mia, sto Renault, ragazzi, è una roba veramente da piangere. Adesso proviamo i prossimi fail. Perché il come proprio è ancora. Ok. E può essere anche lo streaming che magari su certi giochi dà più problemi, ma mi sembra strano però. Ciao Gigi Palla. Ciao Laceback. Cazzo di volante uso il Driving Force GT. Ok. Abbiamo un viaggio bello lungo, ragazzi. Ciao Matteo Ve. No, guardate sto camion, ragazzi. Cioè, voglio cambiarlo, Dio Cristo. Mamma mia, il camion più rincoglionito della storia sarà il Kuma, fioi. Guarda che roba. Fioi, sono a cannone, Ciao Francesco Di Martino. Ciao Riccardo Maccagnani. Il camion più lento ce lo abbiamo noi. Voglio arrivare a livello 10 per cambiare, tanto devo provarli tutti, ragazzi. Poi siamo a livelli di merda, abbiamo i camion scandali. Ciao Giosuè. Ciao Luca Zonca. Sì, lo so, però non metto più DLC perché è già la terza carriera, questa era a livello 21-22. Quindi sinceramente mi sono rotto le balle. Ciao Riccardo Bellini. Oh, il Bellini, me lo godo il Bellini. Ma i soldi ce li ho, il problema è che non ho il livello, ragazzi. Ancora, ma Dio Cristo. Ragazzi, adesso provo a riavviare perché mi dà troppo fastidio sta roba. Speriamo bene, se no ce lo teniamo così. Mamma mia, ragazzi. Bello sto cambio, me lo godo a cannone proprio. Ragazzi, provo a riavviare. Allora, ci ribecchiamo tra 2 minuti praticamente. Ok, allora. Ci ribecchiamo tra pochissimo, raga, 2 minuti scarsi. Eccoci qua. Speriamo di aver risolto, vediamo.
Vediamo se siamo di nuovo collegati, penso di sì. Ci siamo? C'è l'immagine del camioncino porco. Vediamo se mi arriva qualche risposta. Non mi arriva nessuna risposta. Eccolo. Ok. Speriamo bene ragazzi, se no ce lo dobbiamo tenere così. Oppure il computer oggi che ha i morti meravigliosi. Ok. Secondo me... niente da fare. Ho paura che comunque il problema rimane. Vabbè, fioi, pazienza, ci ho provato. Probabilmente forse sto caricando qualcosa, non lo so. Oddio, e sono stronzo! Mamma mia. Mamma mia, il merda, fioi. Vabbè. Speriamo bene, ragazzi, se no... no, ho ancora dei problemini. Non è come il solito. Oggi va così. Oggi va così, purtroppo. Farò dei test migliori da solo. Fanculo. Ma ci siete? Sì, perché non leggo più messaggi. Ora o siete in protesta come Indiana o non lo so. Mi si è bloccato. Ma guarda che roba, ma guarda che nervi. Forse mi si è bloccata la chat. Mamma mia che bestemmie oggi, mamma che bestemmie. Forse mi si è bloccata la chat. Eccoci qua. Eccoci qua, adesso vedo tutti i messaggi. No, non sto caricando. Sto caricando il video appena finito Football Manager, ragazzi, che domani c'è sul canale Football. Vediamo se è arrivata la Serie B. Mancavano pochi punti, però aspetto consigli per la Serie B, ragazzi, se poi comunque o diretti o ai playoff, insomma. Ai playoff siamo già sicuri, quindi aspetto i vostri consigli. Vai, andiamo. Cerchiamo di leggere. Ciao Dark, aspetta, ciao. È un po' un'impresa leggere mentre siamo al volante. Allora, ciao, dove sei? Dead XLX. Sì, ho letto malissimo in velocità. Scusate. Chiedo venia, chiedo. È la skin che uso su FM, non mi ricordo il nome, ragazzi. Chiedo perdono proprio. Sono un po' porco più del solito oggi, ragazzi. Non mi ricordo. NBA non ho più tanta voglia, onestamente. Cioè, ho fatto l'altro anno una grande stagione, vittorie e tutto. No, sono skin che cioè, le ho comprate, Ho comprato le skin e le robe sull'abitacolo. Sulla cabina, insomma. Come la benzina. 4C, sì, ok. Adesso dove lo trovo però un distributore della minchia? Aspetta. No, ce l'abbiamo, dai, ce l'abbiamo. Sì, Bonaventura deve operarsi. Ciao, Fio, una merda. Con la Ferrari grande vittoria. Sì, no, se non leggo i nomi, scusate ragazzi, ma sto cercando di fare 20 cose insieme. Capire se... Adesso non mi è più laggato, diciamo, in maniera importante. Speriamo bene. Adesso, no, perché voglio fare qualche numero, qualche vaneggio, Fio. Eccola là, eccola là. Il Cume ha dimostrato al mondo di essere un porco, signore. Ah, Dijon, bene. Siamo su Viva la France, stiamo andando verso la Germania. WWE, vediamo se portarlo alla versione PC, ma non lo so, ragazzi. Cioè, ormai WWE, cioè, non lo seguo più tanto, purtroppo. Non ha più i grandi campioni, secondo me. Una live al giorno, spero il più possibile. Può essere l'antivirus anche, sì. Però adesso non ho più avuto problemi per il momento. Voi sempre aggiornatemi sulle situazioni quotidiane.
Non vedo l'ora di prendere la 1080, ragazzi, costa 800 euro. Porca miseria, però la devo comprare. FIFA non lo so, anche di FIFA mi sono rotto un po' i maroni, perché ormai è sempre quello. Cioè, io che ho giocato a giochi di calcio per anni, tipo, adesso sono un po' stufo. Ciao Shock. Ho appena finito di fare un 6 km di corsa e sono abbastanza stanco. Sì, Campos bene, però se non compriamo un centrocampista last minute, anche veloce, cioè che è veloso, ok, è lento come vabbè, lasciamo perdere, è lento, però almeno dei piedi decenti, perché Pasalic è l'uomo dalle mille espressioni. Cioè, non è scarso, però non può, insieme a Locatelli, tenere un centrocampo del Milan. Cioè, assolutamente. Devono crescere insieme a una figura esperta. Per esempio, io mi prenderei Biglia subito. Solo che la Lazio non te lo venderà mai. Anche se, insomma, un giocatore normale, Biglia. Invece, l'Otito vuole 102 milioni. Io vorrei i campioni, però i campioni non vengono più, purtroppo, in Italia, soprattutto al Milan. Ma quanti anni hai? 28, quasi 29, l'11 febbraio. Sono un vecchietto ormai, raga, però sempre con lo spirito di un giovincello. Ciao, Mai Pippo. No, Mai Pippo. Anche se non è così, mi piace il Mai Pippo. Mai Pippo. Siamo agli 80, 650, però a parte questo piccolo dettaglio. Oh, ma ho vinto il modello su Formula 1, posso fare quello che voglio, ragazzi. Il cubo può tutto, signori, il cubo può tutto. La carriera su PES io ce l'ho, però senza le patch non... ragazzi, io volevo prendere il Daffo, perché voglio comprare tutte quante le marche, però voglio arrivare almeno a livello 10, perché sennò non cambia niente, ho sempre una merda di camion, e poi arrivare all'ultimo, a livello 20, Scania, che è il mio preferito. Ciao Riccardo Verdi. No, ma che strada ho adesso? Sì, ciao. Come cazzo faccio a parlare? Comunque il DLC, Vive la France, beh, le francesi mi stanno un po' sul pacco, in senso buono del termine, però devono fare Viva l'Italia, altro che... Come ti chiami realmente? Marco. Marco Van Basten mi chiamo. Sì, le patch ci sono, l'ho scaricata sia Apex Galaxy che Tuga PC, però non hanno tutte le squadre perfette, io non riesco a giocare. Il miglior che per me è lo Scania, cioè Scania Forever. The Scania, mamma mia. Ah, ciao Matteo, Bellinzona, me lo godo il Bellinzona, è in Svizzera il Bellinzona. Mi ricordo un Milan Bellinzona con gol di Sheva, fine amichevole. Sì, viva. Fatti bravi ragazzi. E della vecchia Londra, ciao Emanuele Trasconi, grande da London. Portami un bel regalo da Londra, ti prego. Bellinzona, il Bellini. Mi ricordo di te, Riccardo Bellini. Tu hai un nome che non... certi nomi mi rimangono in testa. È una carriera su FIFA, ragazzi. Io ho giocato per anni a giochi di calcio. Io sono stufo. O devono cominciare a capire che... Ho capito che vendono lo stesso cazzo. Però... devono cominciare a modificare un po' qualcosa, perché sennò veramente è sempre la stessa solfa da anni, Cioè... Ciao Mattias Ballista. Ciao Jonathan Ascia dalla Sicilia, viva la Sicilia. Che schifo video ho la 780. Sì, ma qua cosa devo fare? No, devo fermarmi per forza. Allora facciamo una bella cosa, ogni tanto salviamo. Salva, porco, salva. Ok, salva. Pro Cycling voglio tornare quella diventa un porco, sì, con quella là. Da saluti da Modena, ciao Serena Cannoni. Purtroppo non è una fanciulla, ragazzi, lo sappiamo che sono i Nico della sorella o della mamma. Purtroppo i nostri giochi non portano fanciulle. Devo fare Hello Kitty probabilmente. A parte la Eli che era l'unica. Clermont, Hamburgo. Nel viaggio, Polema, me lo godo, Polema. Ciao Paul. Ciao Mattia Riva. Ciao Marco Pini. E questo spero... No, stai fermo, vecchio, stai fermo. Qua ci sono i lavori in corso.
Serena, serena. Niente, cioè non arrivano fanciulle purtroppo. Ormai ce l'hanno col cume le donne. È finito il magic moment comendiano con le donne, purtroppo. Ormai mi devo ritirare la vita privata come prete, Don Marco. Don Cume. Il Don Cume, figlio. Eric Vergottini, grazie, non sono il migliore, sono solo un pazzo che gioca a questa merda di camion che mi va 23 all'ora così. Cioè 23 all'ora, ciao fio, io sono un camion mongolo. Madonna. Sì, Polema, le chiedo perdono, Paul. Il camion più lento del reame si chiama Renault. Comunque non c'è più problemi. Io il mio volante è un Drive Force GT. Nuovi giochi, cioè, se la mia collezione di giochi è superiore ai 1000, tra Play 1, Play 2 e quant'altro, guarda che strada di merda, ci mettiamo 10 ore ad arrivare ad Hamburgo Center, mamma mia. Comunque, visto che è piaciuto il video di Pisa col Fly, ho sistemato anche quel problema là delle luci. Come ma fumi? No, io ho mai fumato neanche un tiro di sigaretta perché ci tengo. Ho sempre fatto sport e tutto e sono anche astemio, quindi sono un bravo ragazzo. La mia unica droga è una sola che però, fioi, è la patatina, però sempre con moderazione. Sempre stato fidanzata, senza storielle, perché il cume è un bravo ragazzo. Quindi se avete una sorella diciamo dai 25 ai 35, c'è un bravo ragazzo che si chiama Cue e posso insomma renderla felice un po'. Ciao Riccardo De Marchi. Dai vecchio su, madonna, ti sei un camion, è un camion della cacca proprio. Arriviamo forse domani, forse una diretta di 10 ore. Devo anche dormire la benzina, ciao fioi. Mi sono dimenticato di fare benzina, sì, ce l'avevo in culo ragazzi. Bene. Ma d'altronde sono in una strada qua. Ma non ho visto distributori però. Mamma mia, come siamo messi di male. Vardio. Wow, vai su una ruota e ce la fa, signori. E me lo godo il cubo su una ruota e ce la fa. Perché ho vinto il titolo mondiale. No, figlio, sono senza. Sono senza benzina, figlio. Crisi nera. No, ce n'è. Ma. Sì, sono molto stanco, sì. Ce l'avevo fatta, figlio, miracolo. Ah, Dio mio. Siamo senza benzina. Quanto manca? Abbiamo autonomia per 274 km. Ma. La vedo molto dura. Guarda come se la ridono, guarda come se la ridono. Guarda come se la ridono sti porchi. Però la tiene, il cume la tiene. Su una ruota, figlio. No, comincia a piovere, diluvio universale, figlio, diluvio universale. Vedo. Adesso quella pioggia andrà a 2 all'ora, bene. Ma no, figlio, ma problemi su Eurotrack di frame rate è incredibile. Cioè, è paradossale proprio. Sicuramente ho qualcosa attaccato perché. Adesso devo concentrarmi per capire se trovo un distributore. Sì, sboro, ho capito che sono stanco, ma. Ma mi sto cagando addosso. Quanto manca? Forse ce la possiamo fare, però non possiamo dormire. Non si dorme, raga, non si dorme. Sì, ma sono minorenne. Magari. Ok, ho fatto uno scattino all'inizio con la pioggia, adesso mi sembra da regolare. Ok, ce ne devo fare benza. Ma no, non è benzina, è il pedaggio, vaffanculo, vedi che mi sono sbagliato. Merda. Vabbè. Va bene. Ci passo di qua? Aia, ci passo? Sì. Ragazzi, ce l'abbiamo in quel posto, cioè.
Mamma mia, ma perché ste crisi comendiane? Con l'Islanda, vediamo Virtua Striker, vediamo. Poi devo farlo con le isole Samoa. Uso il volante, ragazzi, uso il volante. Ah, non c'è niente, sì, vabbè, ma dai, cioè, mi sono beccato l'unico posto al mondo senza niente, che bello. Che bello, che bello. Mamma, niente qua. Speriamo di non finire in culo perché sarà un bel problema. Ciao, Pet White Graphic. Ma il San Marino non c'è, mi sembra, su Virtua Striker. Ok. Cosa ne penso della Ducati con Lorenzo? Non lo so, cioè... L'importante è vedere Rossi alla grande. Niente, sì, ciao, non esiste distributore per i prossimi 10 anni. Ho sbagliato miscela delle gomme, può essere. Niente, siamo lenti e grassotti. Uso il pad su F1, sì, sono stanco, non ho la benzina e non ho zoccole a bordo, lo so. Grazie. Ma solo io posso non trovare le cose, vabbè, ma lasciamo perdere. Molto bene. Ho autonomia per 200 km. Miscela magra. Oh sì, che culo, yes! Yes, vai che andiamo. E vai che andiamo, e vai che andiamo. Facciamo benza e dormiamo. E adesso ci becchiamo in autogrill il puttanone da rimorchiar. Vai che andiamo. Molto good, molto good. Allora. Calma, calma, porco, lento. Ah. Ecco. Solo fare manovra anche per la benzina. Ciao Lorenzo Gatto, ok. Ah, e prende sonno qua. Senti, tuoni, lampi, fulmini e saette. Ciao Just Matti. Il grande Just Matti. Dimmi Serena Cannoni, scusami. Ti rispondo solo se sei donna, Serena. Se sei uomo, no. Si è tamponato uno dietro e me lo godo anche. Notte. Ok. Oh, non piove neanche, meno male, perfetto. No, sono donna. Qua bisogna fare il test come per la Eli, che se è donna, vogliamo le foto, vogliamo le prove. Perché noi siamo un po' porchi tutti. Me lo godo. Ciao Francis, lol. A Francis for Coppola, fioi. Ciao Francis. Ciao Tom Redaelli. Siamo in 80, ragazzi, incredibile. I comendiani patti sono tornati, tutti quanti. Siamo arrivati anche a 200 su MotoGP, mi ricordo. Però, cioè, siamo noi. Non conta la quantità, ma la qualità. Ciao Luca Volpini. Ciao Fiodena. Ciao Cumino 2002. Aspetta, che qua per leggere poco peccavo il muretto. Ciao Black Mamba. C'è il Kobe Bryant. Adesso mi trovo Hamilton. Comunque, ragazzi, per il mondiale di Formula 1 ho paura che la McLaren possa rompere tanto i maroni, Ciao Alessandro Bini, un altro della vecchia guardia, mi sembra il Bombini. Adesso non mi ricordo perché avete tanti nomi, ragazzi. Scire, ecco, Lorenzo Gatto, no, però con rispetto. Se è una fanciulla, rispetto. Però deve mostrare le prove, ragazzi. Senza prove noi non siamo tranquilli. Ciao Matteo Monti.
Ah, sì, me la ricordo le dirette con PES, tanta roba. È solo che se ci mettono 10 anni, era se qualcuno ha una patch per PC con tutto, quindi cosa vuol dire? Io ce l'ho con tutte le cose tranne campionato giapponese e altre squadre europee, altre squadre asiatiche, scusami, sì, altre squadre sudamericane, quindi praticamente ci troviamo contro il Wii United e quella merda là. Se qualcuno mi sa dare un link con tutte le patch aggiornate, ciao Giorgio Losa, con tutte le patch aggiornate, cioè quindi con tutte le squadre perfette, io parto anche con PES, ragazzi. È una promessa. Però deve esserci tutto, Clash Royale sto giocando a sbrega in sto periodo, ragazzi. Se qualcuno mi può consigliare, sono in arena 7, ma sono sprofondato in 6, ho perso tipo 7 partite di seguito, è una merda. Però non so più che deck usare, perché ho trovato Scintilla e un'altra leggendaria, tipo quella, tipo come si chiama? Quella che vola e che dopo se muore lascia le fiammette. Però la Scintilla dicono che è forte, però non riesco a usarla, cazzo. Se qualcuno me la può consigliare. Poleyman, se me la trovi una patch con tutto, parto con PES anche domani, solo per voi. No, però video su Clash Royale no, però. Quello no, ragazzi. Ciao, parliamo di mod. Sì, sono contento di Ocampos, dai. Ciao Christopher Matteucci. Il buon Matte, signori. Speriamo, Poleyman, se me la trovi, 2 medaglie per quest'uomo. Solo 2, però, perché la terza è anche troppo. Mi sono messo i soldi perché io ho perso 2 carriere, una a livello 20 e una a livello 22, messo alla grande. Allora ho detto, Fio, riparto da zero, però voglio i soldi, così almeno ci vediamo tutti i camion e tutte le città, insomma, questo è l'obiettivo. Più gas, ragazzi, più di così non va. Purtroppo in salita è così. Appena abbiamo preso il Volvo, il Volvo del cavolo e il Renault del cavolo. Prossimo un DAF. E speriamo a livello 10 un po' più, insomma, decente. Se Paul dai Paul Heyman trovamela, Paul, dai Paul. Se Paul me la trovo, godo. Non ho capito, non riesco a leggere, cazzo. Simone Perossa, insomma, trovate PES PC, patch con tutto quanto, quindi tutte le squadre, tutto di tutto, io parto. E non so da che squadra, però questo non lo so, sinceramente. Rimani in Serie B, si va in Serie B, non so. Riporta Fly, beh, ho portato Pisa. Ragazzi, domani Football Manager, esce il video di football con il Venezia, vediamo se siamo andati in B diretti. Vai, invia su Facebook, sei sicuro che ci sono tutte, man? Perché se è così veramente ti porto una vagonata di topa, E un solo grido si alzerà, vai Poleyman, vai Poleyman, vai Poleyman. Ok. Adesso abbiamo autonomia per 1900 km, quindi siamo a posto col Buon, perfetto. Dobbiamo arrivare entro, questo non l'ho visto però, entro mercoledì alle 5:42, siamo martedì, sì, ce la facciamo. Sì, grazie per le patch. Come Africa. Tanchi, cos'è Tanchi? È un gioco porno, non ho mai sentito. Oh ragazzi, ma è iniziata anche l'isola dei famosi, cioè noi siamo qua a giocare a Eurotrack ed è iniziata l'isola dei famosi. Su Formula 1 che il multiplayer di Formula 1 non mi piace tanto, c'è troppa gente del cavolo, c'è. Ciao Anthony03. Ciao Gigi26, ciao Gigione. Mi spiace ancora un casino per il banner, cavolo. Aspetta che per leggere poi momenti erano indimenticabili, grazie ragazzi. Se vado nell'isola io, ciao. Pare che io purtroppo ho un problema, cioè. Ecco, io una roba proprio che odio sono insetti, animaletti, robe così, purtroppo è il mio punto debole.
Ho questo piccolo difetto, ragazzi, questo piccolo difetto di fabbrica. Commenti su Deulofeu, buon giocatore, però è chiaro che abituato con Sheva, Kakari, Costa, Inzaghi, Gattuso, Seedorf, Pirlo, e ancora prima UEA, Birov, Leonardo, Boban, Savicevic, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Maldini, ancora prima Rivera, Altafi, cioè Nordal, un po' dura vedere sta gente. No, non vado mai alle fiere perché fatalità ho sempre impegni, purtroppo. Che volante usi? Il Driving Force GT. Ah, ragazzi, volevo avvisare che ci saranno delle dirette anche col Bode e anche il Bode, cioè, come si dice, magari qualche diretta sempre su Eurotrack, robe così, probabilmente comincerà a fare, perché, perché sinceramente i video normali purtroppo con il tempo ne ha poco, però qualche diretta la vuole fare, quindi io ve la butto, dopo insomma, quando sarà ve lo dico, ma ci sarà qualche diretta con il Bode e anche del Bode nel suo canale, adesso non so se ne apre uno nuovo o cosa, tanto per farsi due maneggiate anche lui. È il mitico Montolivo. Jack Bonaventura è fuori anche più di 2 mesi, forse, purtroppo. No, il Milan non va in Champions neanche se vuoi. E speriamo di andare in Europa League. Non sono sicuro neanche di quella con l'infortunio di Jack. Purtroppo. Eh sì, 4 mesi. Comunque l'Udinese che c'è De Paul veramente. È un bel giocatore anche, però è una cosa vergognosa il fallo che ha fatto. Di cattiveria proprio. E come i nuovi DLC di America? Mi hanno fatto nuovi stati su American Track? Aggiornatemi perché non so un cavolo. La sfida Annibali, Aro al giro non lo so. Forza Annibali. Cioè, sinceramente, tifo per tutti e due, però Annibali è sempre lo squalo. Ciao Serena Cannoni. Mentre non c'è tu sei femmina. Peccato. Volevo sapere. Ciao Marco Mattei. Sì, ora gioca Vangioni perché ha una faccia da culo poi, mamma mia. La dio della mano non mi dispiace, però se non ci sono i soldi, no business, no money, no money, no F1. Aspetta che qua mi ammazzo per... Sì, sì, c'è stata male, la cosa più bella cioè, ed è molto ironico che l'Inter invece si è ritrovata, per carità, giocando con i morti, perché un calendario semplice, però l'Inter si è ritrovata, adesso fanno la voce grossa, anche se la classifica sarà Juventus, Napoli o Roma e... Sì, quarto l'Inter, e ce la giochiamo al quinto posto con Lazio, Fiorentina, Atalanta e basta, penso che Torino lo vedo messo male. Ciao Andrea, Zaffardino mi sembra. Beh, tutta la vita Federer, io non sopporto Nadal. Mamma mia, sto camion è più lento di un porco. No, ma che vince il campionato l'Inter? Assolutamente. Ma non va neanche in Champions, secondo me. Ciao Massimo, Senigallia non va neanche in Champions. Cioè, se vai perché Roma e Napoli dormono, ma l'Inter non ha la rosa per andare in Champions, secondo me. Ha tanti giocatori singoli buoni, ma non, secondo me alla lunga. Pioli poi è un buon allenatore, ma di solito fallisce sempre il secondo anno, poi attenzione. Le pace ci sono, voi sparate sul mio link, sulla mia pagina di Facebook, forse Polema è anche su quella mia privata, quindi puoi mettermele là. Quando è mancato il Sitch è stata dura, perché era il mio pilota preferito, cioè sono sincero, Sitch allora, Valentino è l'idolo di tutti, come può essere Schumacher, così, ma però per il Sitch avevo proprio qualcosa in più perché era proprio un grande, ma non tanto nella bravura, che quella ok, ma proprio come persona, era... purtroppo la vita è anche questo, purtroppo. È stato veramente, c'era capito subito, purtroppo, c'era niente da fare. E mi ricordo anche se insomma ero piccino perché avevo 6 anni, anche la morte di Senna, beh, quella è stata, guarda, cioè. Io sempre tifoso Ferrari, chiaramente, però ecco, ogni tanto perché ecco, adesso c'è lag, via, vabbè. Però Senna è Senna, fine. Ciao Giuseppe Pardo.
Beh, il Chelsea può vincere la Premier, spero, anche perché Conte se lo merita, due allenatori con le palle, ragazzi, con l'Ester non so se la continuo, ragazzi, sinceramente, perché proprio FIFA mi ha un po' rotto le balle. Sapete che io non riesco a registrare... Oddio. Che è successo? Mamma mia, mai avuto questi problemi, niente. Si vede che con con streaming sto gioco magari soffre un po'. Ora salvo anche per sicurezza. Però sento il computer lavorare. Secondo me mi sono beccato proprio aggiornamenti dell'antivirus, qualcosa. Vai. Non ho più voglia di avviare, ragazzi. Ogni tanto capita. Conte, beh, che se Conte sia il numero uno, sì, è tra i numeri uno sicuramente. Ciao Nicolò Pardo, aspetta che qua rischio anche di ammazzarmi. Ok, vai rotondona obesa. Sì, se alla fine faremo solo un viaggio. Forse ho scelto un viaggio un po' troppo lungo. Adesso ancora da 3 quarti d'ora che siamo in live, non è tanto. Neanche. Meglio il cume, grazie, bello, grazie. La ringrazio. Aspetta un attimo. Cume, come ti chiami? Marco mi chiamo. My name. Ciao Nicolò Pardo. Mick Schumacher può, cioè, speriamo bene, figlio d'arte, sicuramente qualcosa può fare, però Schumi è Schumi, ricordiamocelo. Col Milan. Aspetta, sto cercando di leggere, ragazzi. Grazie Giuseppe Pardo. Perché il nome Comenda l'ho spiegato tante volte, cioè il Comenda è il tipico imprenditore milanese dei bei vestiti, la bella vita e che si è fatto da solo. Insomma, se voi non so se avete mai visto Vacanze di Natale, il primo soprattutto, comunque se su YouTube trovate Guido Nicheli, capite il perché amo il Cume. E... Così insomma, per quello. Cosa farà Vettel quest'anno? Non lo so. Bisogna capire la Ferrari che macchina. Bisogna vedere la Ferrari perché se la macchina fa da cagare ci possiamo mettere in pista anche Gesù. Non riusciamo a far molto purtroppo. Ciao Simone Mattei. Che ne pensi di Chiesa? È buono. Bel giocatore, c'ho sua pare un mito. Adesso vediamo lui. Ciao Daniele Cicci. Chi serve a Milan per fare un salto di qualità? Tanti giocatori, ragazzi. Ciao John Eranio. Come fa, sì, il fantacalcio, ciao Francis Ford Coppola, me lo sparo su quello del team. Con Android sono tra i primi 250, mi sembra. Guardi basket, guardavo di più una volta. L'Airair purtroppo ha anche perso ieri, porca miseria. Hamilton vince il mondiale, non lo so sinceramente. L'isola dei famosi, sì, vabbè. Sì, l'isola dei famosi, l'isola dei non famosi. È un po' ridicola, sinceramente. Sky o Premium Sky. Grazie, Paul Heyman. Quindi, secondo te, Paul Heyman c'è tutto o no? Perché io mi fido di Paul, eh. Se è il mio general manager, cazzo, dopo il Brock e il Kuma. No, non l'ho vista la Royal Rumble, non l'ho vista. Era un po' che non le guardo. Va bene, Simone. Che poi il buon Simone Perossa, ragazzi, è un modello di Kevin Klein o di Luigi Vittone, nelle tipiche, oppure di Ivone San Lorenzo. Cioè, perché l'ho visto su Telegram, ragazzi, spacca il buon Perossa. Complimenti Perossa, lei è un bel ragazzo. Ok, Polema mi scrive le cose in privato, il mio general manager mi scrive le cose in privato, wow.
Polema vuole rapporti con me. Sì, lo so che ha vinto Randy la Royal. Ma e Goldberg cosa ha fatto? Ho preso... No, no, il Simo è un figo, il Simo, ragazzi. Dove cazzo devo andare adesso? Aspetta un attimo. Di qua, ok. Ma siamo già passati in Germania, non è che hai visto se siamo in Germania, cazzo. Ti scrive Tori in privato, magari. Ciao, Train Drop 18 faccio un po' fatica. Si è eliminato da Undertaker, ma no, Fioi, ma perché? Le live di Diventa un mito le voglio fare solo se, se il mio general manager Polema mi ha trovato le mod, perché io complete non le ho trovate. Sì, però wrestling non è più come una volta, ragazzi. Non voglio fare il vecchiotto, però una volta era vero wrestling con gente veramente forte. Sì, la Juve quest'anno vince lo scudo, sicuro. La Coppa Italia al 90% e la Champions non lo so, sinceramente. Ma siamo già in Germania, quindi. Che bello. Giochi NBA? No, sto anno non ho giocato. Si chiama... Aspetta che qua adesso faccio l'incidentone. No. No, non ho la macchina, non ho neanche la patente. Ma è folle. Purtroppo a me dell'Italia l'ho vista tutta, però mi manca Puglia, Sicilia e... Sì, Puglia e Sicilia, diciamo, delle big, delle città, delle regioni importanti. Su Steam come mi chiamo? Cumenda Veneziano. Proprio se avere tutti di avere la lista amici piena, ho paura, eh. Ho questa leggerissima sensazione. Dove il viaggio prosegue abbastanza tranquillo adesso. No, Molise no, non sono stato. Beh, resti di Tripoli, madonna, guarda che lento, ragazzi, in salita, mamma mia. Almeno ho tempo di rispondere. Ma cosa? Oh! Ci siamo, vecchio? Mamma mia. Step non lo può... Step... ecco, potremmo fare una diretta su Step. Quello sì, anche se però il gioco online, non so se mi può dar problemi con lo streaming. Quale è un bug grafico? Dov'è il bug grafico, ragazzi? No, non ce l'ho l'imitatore, che proprio il cambio non va. È lento come la merda. Eh, vediamo, Anthony. Mi superano tutti. Nicola Aniston non la conosco come pornostar. Buona, sì, simpatica. Ciao Gigi e Easyop. Ma Brock Lesnar, cioè il Brock, lo preferivo all'inizio il Brock. Per favore Piz, chi è Piz? Aspetta che non... A Modena sono già stato. Grazie Giuseppe Pardo, la ringrazio. C'è una cosa rossa. No, è la bandierina. Eccola qua. E già quella mi toglie 10 fps probabilmente. Comunque Serena, io a Modena ci vengo solo se sei una fanciulla. Sì, il cumerazzista con gli uomini. Ciao Fioderna, non ho letto bene, scusami vecchio, non ti incazzare. Mamma mia sto camera, ho capito che sono pieno, però che due palle. Mamma mia, per leggere qua me ne stavo andando. Quando finisce la live, quando arriviamo ad Amburgo, quindi nel 3000 d.C. Royal Rumble.
Siamo in Germania! Deutschland, Deutschland! Come miglior youtuber della storia. Magari, cioè magari. Perché io non sono youtuber, ragazzi, lo sapete. Cioè, per me la parola youtuber, cioè, cazzo vuol dire? Sono ragazzi, cioè, anche quelli che lo fanno per lavoro sono ragazzi che registrano, appunto. La Cannoni è una donna. Dopo la cerco su Facebook, la Cannoni. Penso sembra una bellissima ragazza di 30 anni. Che in realtà mi sta spiando. Come tu sei pazzo, sì, 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 sì. WrestleMania preferito, quello della vittoria, non mi ricordo non mi ricordo, 25, non mi ricordo, quello insomma con la vittoria di Chris Benoit nel triple threat con Triple H e Shawn Michaels, la vittoria di Guerrero, il match tra Goldberg e quello del 2004, match tra Goldberg e il Brocca, la prima vittoria di John Cena del titolo USA. Sì, 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 sì. Quello è proprio qualcosa di grande. Ciao John Eranio, no, era Erario, scusa. Adesso dobbiamo pompare un po' però, E intanto lunedì è andato, domani ancora lavoro e si lavora, Beppe. Occio. Ok. Come bomber vero. Ah, WrestleMania 20, giusto, scusate, 20. Ciao Simone Mattei. Notte. Mamma mia, in salita è una roba vergognosa sto camion. Sì, con l'abbraccio di Eddie e Benoit, che Benoit è impazzito, non so cosa, si è pippato il mondo perché per ammazzare i cani, la moglie, i figli, cioè, non so, con la Clipper Crossface poi mi sembra. È una delle più belle entrate, cazzo. Come quando sono nato in un giorno del mondo, in un curioso giorno di febbraio nasce il Cuba. Oh, Daniel Andrew Mayweather, signori. Eccolo qua. Domani la pagella, che bello. Ah, c'è la pagella. Francoforte Stuttgart. È più veloce mia nonna, sì ragazzi, concordo. È vergognoso sto camion. No, Benoit non era sano, no, purtroppo. Ma Chris Benoit, ragazzi, che un grande, era uno dei miei idoli, cavolo. Na 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 na. Sì, l'11 febbraio, ragazzi, tra poco è il mio compleanno, voglio un regalo, devo spedire un regalo bello sexy. Però ripeto, io potrei fare le donazioni, ma no di soldi, ma di fanciulle, però. Secondo me quelli che hanno messo le donazioni sbagliano. Cosa me ne frega di soldi? Cioè, vabbè, molto meglio la patata. Il Kuma e il Dario Upner. No, vabbè, questa la prendo come complimento, grandi. Mi piace più la Formula 1 in assoluto proprio, cioè tra Formula 1 e MotoGP mi piace la MotoGP, però tra Formula 1 e MotoGP non c'è paragone. Io proprio amo la Formula 1. Ho anche vinto il mondiale, cazzo, sono campione del mondo. Madonna, Madonna, sto viaggio. Ma che cazzo ho scelto sto viaggio interminabile? Il viaggio più lungo della storia di YouTube. Cosa ne penso di Chris Jericho? Beh, Jericho, anche lui, comunque della vecchia guardia. Mi piaceva tanto col capello lungo e il codino. Il Jericho del 2003-2004.
Cannoni, non te lo dico, nessuno deve dire il mio cognome, Cannoni. Sono io che adesso, aspetta, sono qua, vediamo, sono col telefonino. Vediamo. Vediamo se becco Serena Cannoni. Vediamo. Adesso faccio l'incidente anche, magari. In diretta, Fioi, vediamo. Perché il Cume deve vedere. Serena Cannoni, non c'è. No, ce n'è una. Ma è separata, no, non è lei. Eccolo qua, Serena Cannoni, eccolo qua, l'ho trovato. È un ragazzo col capello da poliziotto e gli occhiali finti. Eccolo qua. È un bel cane. Ho trovato Cannoni, è un uomo purtroppo. Niente da fare, solo bastoni. L'altro giorno hai vinto l'8º titolo mondiale di Formula 1. Cazzo, non lo sapevo, Bellini. Speriamo, i 2 mondiali adesso non dobbiamo... Io sono dell'idea di questo mondiale che comincerò alla grande per poi andare meno bene, secondo me, ragazzi, Ai ai ai, che stanco che sono, mamma mia. Adesso provo un po' di serietà perché dopo 8 ore di lavoro e un'oretta di corsa, il cubo non ce la fa più. Sono proprio finito. E il mio... Oddio, no, beh, speriamo non sia... No, aspetta, se c'è la mamma... Cioè, un saluto alla mamma del ragazzo. Beh, Dybala, ragazzi, è un fenomeno. Però la vecchia guardia, ecco, con la vecchia guardia mi piacerebbe fare un raduno con tutti. Però con la vecchia guardia ancora di più, perché veramente i cumendiani che mi seguono da sempre, cioè, che voglio ben proprio, cioè, siamo cresciuti insieme, ragazzi. E soprattutto anche soprattutto visto che tra un po' è anche un anno. Ah, ciao, vabbè, e allora saluto la mamma che se c'è la mamma collegata la saluto. E niente, però cosa volevo dire? Che sì, anche l'altro anno, insomma, che ormai è passato quasi un anno, incredibile, perché insomma, magari qualcuno anche nuovo, però io ad aprile dell'anno scorso ho perso il papà, però a febbraio, proprio il giorno prima del mio compleanno, è andato in ospedale, quindi ero più tornato a casa. E adesso, chiaramente io spero tutti quanti, insomma, nessuno, purtroppo una ruota, tutti prima o poi, insomma, succede sta cosa, però spero il più tardi possibile. Perché ha provato sta cosa sa la difficoltà, quindi ecco. Però comunque mi ricordo che nei video che vi ho supportato tanto e mi avete veramente mandato dei bei messaggi e vi ringrazio per questo. Cioè, purtroppo però, come ho spiegato nel video dove ho scritto la vita è bellissima, sì, la vita è sempre bella e bisogna comunque anche davanti alle difficoltà, questo è un consiglio che vi può dare un ragazzo un po' più grande, anche se anch'io insomma sono ancora un sbarbato, insomma alla fine ho 28 anni, quasi 29, non sono ancora un uomo finito, che comunque bisogna sempre vedere la vita in maniera positiva, ragazzi, assolutamente. Anche delle cose brutte, tanto comunque se vogliamo bene una persona è sempre il nostro cuore ed è sempre con noi, cioè se è qua con me probabilmente mio papà, visto che tante volte mi guardava a registrare mi diceva sempre Marco, ma quanto pazzo sei, sicuramente è qua adesso, sono sicuro, è qua con noi e se la sta godendo. Però ecco, volevo, insomma, non mi hai ringraziato abbastanza. È già passato quasi un anno, ragazzi. Il 16 aprile purtroppo è l'anno, che fatalità è anche Pasqua, quindi la domenica di Pasqua, e c'è l'anniversario della scomparsa. Però l'11 febbraio, ecco, è andato via di casa in ospedale. Ciao Riccardo Le Marchi, ciao 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 ciao. Sì, sì, anche il Bode, comunque con le dirette si tornerà anche il Bode, adesso... però con dirette, non video. Pensate che quando insomma il papà è andato in ospedale mi sono anche bollato con la fidanzata, quindi due cose così, però è là che capisci cosa sono le cose importanti. Una ragazza si ritrova, purtroppo il papà una volta che se ne va, almeno materialmente non c'è più. Quindi per chi magari è depresso, triste perché ha perso la ragazza, perché si sono mollati, ragazzi.
Nessuna donna e nessun uomo vale l'ammazzarsi e andare in depressione. Assolutamente. Anch'io sono stato male per una ragazza tanto a 18 anni, però dopo quando ricevi queste cose capisci quali sono le priorità e le cose importanti. No, adesso non sono fidanzato, nessuno mi vuole purtroppo. Nessuno mi vuole purtroppo, perché sono un porco. Allora. Qua c'è un camion lento. Cosa sta facendo questo? Si sta sta trombando. Salviamo per sicurezza, perché io ho sempre il terrore. Ma sto camion è la cosa più indegna dopo il Big Bang, fioi. E così, insomma. Non parliamo di problemi di cuore. Fioi, anche quelli sono problemi, però, ripeto, sono problemi secondari. Grazie, sì, beh, Simone. Ma il Simone c'è da donna, è una super figa. Sei figo da uomo, pensa da donna. Sono di Venezia, sono, sì. Uso il Driving Force. Ti devo sempre leggerlo perché non me lo ricordo mai. Grazie, Andrea Salvo, grazie. Ragazzi, la depressione è una brutta cosa, ma ricordiamoci sempre che solo la morte non ha rimedio. Per tutto il resto, la vita è una sola, non si può sprecare la vita a casa, piangersi addosso e tutto. L'unica cosa, ecco, che può, come si dice, distruggere una persona è la perdita di un figlio. Ecco, quello sì. Se perdi un figlio, penso sia la cosa più brutta del mondo. Ciao Marchisio, c'è anche Marchisio, ragazzi. C'ho una ruota, no, stavolta non ce la faccio. Ho letto Marchisio, sono morto. Sono morto, ma Dio Cristo. È colpa di Marchisio, ma puttana merda. Sto andando così bene, ma vaffanculo. Ecco, ciao. Ecco, Ala. Grazie, Daniel. Ma vaffanculo, a questo punto dormiamo anche. Oddio, che cagata, che cagatone. Il cagatone, signori. Possiamo dormire? Ah, cazzo, ero già là per dormire, sono un pirla, allora aspetta un attimo. Ecco. Maldonado style. Adesso devo tornare devo andare a Nanna, ma quanto manca? 200 che siamo là, abbiamo anche guadagnato tempo. Colpa di Marchisio, fioi. Incidente epicus. Non sto neanche guardando se ci sono macchine, chi se ne fotte, vabbè. Marchisio. Va bene, Marchisio, la ringrazio comunque. È sempre un. Poi, insomma, anche Marchisio, un calciatore. Sembra un onore di avere il grande Claudione. Che sono milanista, insomma, Claudione è un mito. Il principino. No, che cazzo, ma che. Ma no, radio. Che mi danno anche copyright. Il cambio non ho il livello, purtroppo. Perché tifi come Milan e Venezia, certo. E Leeds United, chiaramente. Ai danni a rimorchio, cazzo, è vero quanto ho fatto? No, dai, è andata di culo. 9-1, dai. C'è andata anche bene, sono stati anche sculati. Ok. Come ho fatto a mettere radio? Se scrivete Google Radio trovate tutto, è una cazzata. Basta mettere il file dentro la cartella principale, cioè su documenti, e trovate il tutto. Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Oh, il tramonto tedesco. Così abbiamo sbloccato anche Kassel, fioi. Marchisia porca. Però l'incidente ci sta sempre nella diretta, dai. Comunque, dai, sono convinto che alla fine si vede, cioè, si vede tutto bene. I laghi ci sono stati, ma ripeto, purtroppo sto gioco comunque ogni tanto vaneggia. No, ciao Marchisio. Ciao. Ah! Incidente, no, scherzo, stavolta no. mm. Sì, Taranto la conosco, però non ci sono mai stato.
Sì, i vari ribaltoni del Cume, però sono epici, veramente. Solo il Cume può fare ste cagate. Ormai siamo quasi arrivati. Fai un viaggio interminabile di 6.000 ore. Oh, intanto la nostra ragazzuona sta incassando. 2.000, va bene. Lucy. La mitica Lucy. Ciao Nick Scuba. Oh, di Venezia, grande. Grande, grande, grande. No, adesso non va più. Dai, dai, sono a livello 7 comunque. Arrivo al 10 e prendo il DAF. Se facciamo l'incidente muore solo il conducente. Ciao Dylan Josefowski, anche lui l'ho già sentito, c'è già stato probabilmente. Guarda che bello, tramonto molto romantico, tedesco. Mi son de Beum, bravo, bello, bello, de Beum. Mide Padova. Ho su Football Manager, che ricordo domani il video importante per la Serie B, e consigliati i miei giocatori per la B su Football Manager. E ho fatto il derby di ritorno. Sempre presente Dylan, sì. O Dylan, adesso non so bene. Beh, vive la France, lo trovi anche a meno di 18 euro su Instagaming. È un Rainbow Arcobaleno 6, non è un genere che mi piace tanto, sinceramente. Mide Rovigo. Grande Rovigo. No, su Fairbus Simulator non ho cercato le mod perché non mi interessano le livree del pullman. Io voglio le mappe, sinceramente. Dylan, ok. Giuseppe Marzulli, ciao, ti ho salutato, ti saluto perché non so, non mi ricordo. Ciao Lor. Oh sì, una live su Fly Simulator? Sì, sì, assolutamente, solo un attimo decidermi. Dai che non manca tanta motonomia, il carburante siamo a posto, dai tutto bene. Peccato per quell'incidente, era un viaggio perfetto, Marchisio ci ha un po' destabilizzato. Sì, sì, tutti i DLC. Buonanotte. Buonanotte NYC. Notte Andrea Salvo. Che bravi sti ragazzi che vanno a letto presto. Sì, sì, ce l'ho tutti The World Game of Gamer, tutti i DLC. Si gode con le live del Cume. Grazie. Paolo Calabrese. Vai, 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 passa, mongolo. La Makarova, ma so che avete veramente un amore per la Makarova. Un po' di mal di schiena, che vecchiotto, che soffio. Io sono veramente vecchio ormai. Oh, stirpe. La stirpe dei grandi, poi. Ciao, stirpe dei grandi. Ma il Perossa, Fio, ormai è il Perossa, Fio, uno di noi il Perossa. Beh, la sconfitta, adesso non voglio fare il tifoso perché insomma mi reputo uno insomma, esperto di calcio, però Venezia Padova è stata una partita un po', insomma, un po' così, un rigore che non ho ben capito, un gol su punizione deviato, un palo per noi, forse il pareggio è stato più giusto, però non voglio fare il tifoso, comunque il Padova ha vinto e quindi silenzio. Speriamo in un DLC, viva l'Italia, viva i spaghetton.
Grazie Anthony, grazie per insomma, cerco di fare il possibile per strappare un sorriso a tutti voi, così mi rilasso anch'io un po' dopo la giornata di lavoro. Mamma mia quanto ho rischiato qua. Piacerebbe portare Fly domani, se ho tempo ce la vediamo, dai. Ciao Samu03. Come fai più live? Dai, se c'è la possibilità, volentieri. Adesso vediamo le patch. È tutto nelle mani di Poleiman, ragazzi. Se Poleiman sbaglia la patch, tutti contro Paul. Se invece Paul ha ragione, tutti con Paul. No, cazzo, no. Mamma mia. Ciao Alfredo Leone. Tutti andranno a presto, ragazzi. Bravi, bravi. Siete persone corrette. Molto bene. Prossima live spero domani su Fly. Comunque la prossima se la spariamo su Fly, dai. Sono giuste. Poleman, ragazzi, Poleman è io non mi ricordo se ho mai visto Poleman in faccia su Facebook, non mi ricordo, ma io me lo immagino Poleman proprio come Poleman, solo che più figo però. Cioè magro, col codino e con la faccia un po' da porco, però me lo immagino così il buon Poleman. Ma Simone Perossa gioca anche a calcio, Fefe. Allora ti sponsorizziamo Perossa per un mondo migliore. Tutti col Perossa. A FIFA non sto giocando più, ragazzi. Infatti mi spiace, ma proprio. Cioè, io pretendo un FIFA o un PES nuovi, con un motore grafico. Non pretendo la Crysis, ma insomma, una roba più decente. Un gameplay più curato. Che si mettono d'accordo con le licenze, le voglio tutte su un gioco, quantomeno tutte le più importanti. Su FIFA le ha tutte, però. Ecco, almeno la Serie B e magari non so la Champions e l'Europa League e soprattutto c'è anche le condizioni climatiche che sapete che io ci tengo a ste robe anche se sono cazzate, cioè se piove voglio il pallone bloccato, se la neve si deve accumulare sul campo, ste robe voglio, non servono un cazzo ma io le voglio, punto. Grazie Samu. Lo so, io su Fly Simulator ho speso non so quanto, raga. Come va Cume? Ciao, ciao bello. No, ho sbagliato strada, cazzo. Ho sbagliato strada per salutare il nostro amico della Romania. No, dove vado adesso? No, no, Dio Madonna, cosa faccio adesso? Panico. Dio Cristo. Ma va la stessa per Madonna del Signore. Ma quella zoccolina. Dove vado adesso? Devo andare contro mano, adesso non so. Ma ero arrivato quasi, quella Madonna. Devo solo trovare un buco o qualcosa. E dove vado adesso? Ma vaffanbrodo. Adesso mi devo girare appena tanto, vabbè, scopriamo Hannover così, ma con una città in più. Devo andare contro Manofio. Oh, c'è il buco. Allora, prima, aspetta, vediamo se riusciamo prima a sbloccare Hannover. Ok. Allora, adesso. No, ho sbagliato, troppo presto. Sono cazzi adesso, aspetta. No, ve la volevo regalare, raga, solo per voi. Solo per voi, raga. Ok. Manovrone tattico. Woohoo! Merda. Ho sbagliato perché con il volante devo risettare bene i pulsanti perché mi sbaglio sempre con la telecamera. Eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. Ha scoperto Hannover e due piccioni con una fava. Mangiami il pacco, gioco di merda. E salviamo anche. Ok. Buonanotte Francesco Ventriglia.
Scusa Samu, non ho letto. Anche Francis Ford Coppola ride, il buon Francis lol. Sono sul telefono, scusate ragazzi. Un altro rinforzo. Che ho comprato qualcun altro il Milan? Ah no, sempre Ocampos, fanculo. One Football, bella app, ma a volte vaneggia. Ok, scusate ragazzi, sono anche in testo. Adesso vi rispondo, raga, un attimo solo perché ho un sacco di notifiche. Adesso aspetta, non sbagliare strada, magari come. Ok, adesso arrivo, raga. Ora capisco perché non è la patente, penso. Sono da buon veneziano. Tararara. Anche qua su Clash Royale. Sto cazzo di gioco di merda. Che ho perso 10 euro in Arena 7 a 2000 punti, 2000 coppe, sono tornato a 1009. Fa culo. Se non shoppi su sto gioco non fai niente. Sì, sì, Milan ha preso Campos. Udinese e Milan non sono in silenzio stampa, ragazzi. Devo donare un po'. No, non devo donare un cazzo. Ciao. Vi consiglio anche Star Wars Heroes. Eroe santi, scusate. Pronuncia come Indiana. Che sono in un clan. Io comunque mi chiamo C-Veneziano. Sono in un clan di un amico. No, adesso sono veramente stanchetto adesso, però ve lo dico con il cuore. Mamma mia, la schiena a pezzi, Dio santo. Perché correre con sta umidità. Proprio da coglioni. Che tratta domani non lo so, devo ancora decidere. Anche ormai siamo arrivati, non vedo l'ora di arrivare ad Amburgo, vero? No, io con Clash Royale ho detto il problema è che ho preso la scintilla come leggendaria, però non la so usare, nel senso non riesco a trovare un deck buono perché costa troppo, 6. Adesso c'ho il draghetto, c'ho il mini drago, il cucciolo di drago, i lancieri, i goblin lancieri, il principe, stregone, strega, scheletrini, moschettiere e fiamma. E forse ne ho dimenticato uno, non mi ricordo. Che lavoro faccio? Sono impiegato amministrativo per l'azienda di trasporti veneziana, la CTV. Mi occupo del contenzioso di ste robe qua, insomma. Ciao Alessandro, fratello, 10 anni, ti saluto con tanto amore. Ho sbagliato strada? Ah no, perfetto. Ciao Giuseppe Marzulli. Grazie Samu che sono un big. Ti ho appena letto, vecchio mio. Come si chiama il clan pet? Beh, si può entrare fino a come si dice, a 1600 coppe o 1400 mi sembra. Il clan si chiama. Così mi aiutate a prendere un po' di carte, cazzo. Allora, si chiama allora, J di Jordan, Jamil. Jamil. Questo è il clan. Penso sia 1400 o 1600 per entrare. Ciao Kume, ciao Emanuele Peri, Mister Federico. Grazie Samu. No, mamma mia. Samu, per poco per te me ne andavo. Vai, se volete entrare, entrate volentieri, insomma. Aiutatemi su Clash. Che perché non ho palle di shoppare su Clash. Su coso, la Royale. Però, insomma, ho fatto belle vittorie. Se sono. Mi ammazzano sempre, cazzo. Consigliatemi un super deck per l'Arena 6 e 7, proprio per dominare l'Arena 6 e 7. Se volete andate a vedere il mio e quello del mio profilo e sparatemi qualche consiglio, magari me lo scrivete su YouTube o in chat o su che cazzo volete.
Grazie Luigi. Ciao, oh, tirami su, il mio dolce preferito. Vai, tirami su. Dai che siamo arrivati, ormai non ce la fa, non ce la fa più. Meno male, meno ho scoperto qualche città che è Kassel, là e Hannover. Vogliamo il Cume, l'arena leggendaria, ma senza, come si fa senza shoppare? È questo che vi domando. Io vi chiedo questo, ragazzi. La scuola, lo so, ragazzi. Purtroppo siete bravi ragazzi. Io andavo a letto sempre tardi in ogni caso. Beh, fai qualche sport. Ho fatto basket con buoni livelli, contando che insomma potevo andare anche da piccolo alla Reyer giovanile, diciamo. Cioè, però il mio caratteraccio mi ha negato questa cosa. Poi ho fatto gare di sci con vittoria di un campionato locale. Calcio bene da portiere. Poi ho giocato anche in attacco. Diciamo che ecco, come attaccante la classica boa, magari non dai piedi raffinati, però dai grandi colpi di testa e giocate al volo, insomma, un po' Luca Toni, diciamo. Prova gigante. No, ma qua no, ragazzi, non mi ricordo niente dopo. Scrivetemelo su Facebook in privato o su Comenda o sul mio personale. Ma l'avete trovato il clan? Dai, aiutatemi su Clash Royale. Voglio il supporto, figli. Pilota di linea, ma cioè, non ho voglia di ammazzare gente. Mio genere preferito sportivo simulazione. Mamma mia, a caso ho beccato la strada, stavo leggendo The Hunter. Puoi ripetere il nome del creatore? Jamal. J. Jamal. Aspetta, riguardo. Magari ho scritto una cagata. Grazie TT3 qualcosa, scusami, ma sto... Allora, il mio clan... No, scusami, Jamil, Jamil. Vabbè, se volete entrare, non so se forse deve essere il mio... Che cazzo, vabbè, spero aver fatto cagate. Richiedi carte, ho bisogno... Ma è meglio lo stregone o il domatore? Io sinceramente mi trovo meglio con lo stregone. Leggi il commento, è fiero, no. Sono un attimo in difficoltà. No, ho sbagliato, cazzo. Al posto di richiedere lo stregone ho richiesto il domatore, guarda per... Ma che pippa che so. Se forse mi deve accettare il mio... il capo del clan, penso, però, insomma. Meglio domatore. Ok, Dylan. Non posso paragonare, scusate ragazzi. Allora, guardate il mio profilo, Comenda Veneziano, C-Veneziano e consigliatemi carte. Ma scrivetemelo in privato su Facebook. Perché qua non mi ricordo tanto. Cioè, qua non mi ricordo dopo le scritte, insomma, i commenti, purtroppo. Lo sport, Gabriele, lo sport è un po' tutti, diciamo che lo sci è tra i miei preferiti comunque da provare. Lo so, il domatore è quello che non mi piace, che va direttamente alla torre. Costantino, grazie, si sta facendo tipo 1000 cose insieme. No, speriamo sia un parcheggio facile, se no so cazzi, Siamo arrivati, ci abbiamo messo, è cominciata la diretta alle 21, un'ora e mezza contando però i 10 minuti, un'ora e 20, mamma mia. Viaggio lunghissimo, ragazzi. Ma sicuro di arrivare in tempo.
Cazzo, sono in ritardo anche. Ai ai ai. Devo andare dritto, ciao. Ma che ora era, scusa? Mercoledì... No, 2 ore ancora, sì, ce la faccio. Ce la facciamo, ce la facciamo. Sì, l'importante è avere 1400 coppe o 1600. Non posso mettere la radio perché... Se no il copyright. Ok, arrivate. Oh, meno male, che culo. Che cool, che cool, che cool. Yes! Ok. Soddisfacente. Ciao Jacopo Morici. Ok, siamo a livello 8 e manca ancora un po' per il livello 10 purtroppo. Abbiamo merci preziose. Dai, facciamone un'altra piccolina magari. Allora, aspetta un attimo, scusate. Guarda qua ho i messaggi anche di Paul Heyman. Vabbè, dopo la guardo, grazie Paul Heyman, sono arrivati i messaggi comunque. Sì, FIFA 3 anni fa io con le dirette, adesso c'è la moda, no? Con le donazioni. Queste donazioni che in tanti avete chiesto, metti anche tu le donazioni, mafioi, cioè... Sembra una cosa un po' bizzarra. Ciao Jack C. Jack C. Allora, offerta di lavoro autonomo. Amburgo. Una veloce però. Cazzo, vabbè, 246 andiamo a... Ok. Molto bene, molto bene. Andiamo dritti, fotte sega. Ok. No, il clan non si chiama così. No, non uso il Traki R, non lo uso. Ok. Sì, lo so però, cioè, adesso parliamoci chiaro. Amadeburgo, Amade, perché si chiama un po' Made. Per me è Made e Burgo. Ok. Oh, Sidoti, il buon Sidoti, signori. Il buon Sidoti è tornato. Ciao Rino Miele. Ciao Leo Cusa. Ok. E andiamo, Beppe. Cosa devo portare? Latte. Ok. Ciao King of Chaos. Ciao Re del Caos. Grazie Costantin. Dimmi Samuele Conforti, non ho letto purtroppo. Sì, Simone, lo so, vediamo, cioè che... boh, mi sembra un po' standardizzarmi come gli altri, cioè sapete che sono fuori dagli schemi, cioè, queste donazioni qua... Cioè, Gesbo, il Porti 99, signori. Anche lui un idolo, mi segue da sempre, cazzo. Ciao, bello. C'è il discorso donazioni.
Cioè, allora voi lo sapete chi come sono io ho il mio lavoro, la mia vita, questa è una passione. So che se metto le donazioni nessuno va a pensare a sto qua fai i soldi, anche perché fioi, parliamoci chiaro, con gli iscritti che ho al massimo, cioè mi compro un... cioè, non è quello il discorso, è che non voglio neanche standardizzarmi, non lo so raga, cioè, io apprezzo che siete voi i primi, come si dice, chiedetemi sta cosa. Però, boh, non lo so, non ripeto, io voglio essere fuori diverso dagli altri. Se c'è la possibilità di fare qualcosa di diverso, magari, non lo so. Però, veramente, cioè, per me è il piacere stare qua con voi. Ai ai ai. Non ce l'ho lo stregone elettrico, non ho un cazzo su Clash Royale, ho solo due leggendari di merda, quello là, la roba che vola e dopo quando muore lascia due robette di fuoco, che non mi ricordo neanche il nome, e la scintilla. Grazie Daniel. Ciao Alex LOL, anche Alex LOL me lo ricordo. Saliamo a 2 allora. Ciao Tommaso Battistin. Ecco, sì, sì, c'era la Play 4. Il canale è bloccato secondo me perché purtroppo con gli algoritmi, le robe, ma ricarico a volte anche meno, giochi di nicchia e YouTube vuole premiare solo i big, è giusto così, non è un problema con i giochi soliti. Ah, Pippo Nicoletti, è vero. E Deam Style e la Eli. Ah, altre vecchie guardie, insomma. Ma come hai fatto, Anthony, senza shoppare, cazzo? Sì, sì, ce l'ho al volante, mamma mia, qua per leggere. I poteri forti contro il cume, bravo Sidoti. Ah, troppo un bel Francesco Sidoti, troppo bello. Ciao Samuele Conforti. Finiamo sto viaggetto e andiamo a nanna, eh. Ma neanche io sveglio alle 6. Lo zoccolo duro. Il cume shop. Eh sì, non c'è più. Non c'è più Eccleston, se c'è sto qua o vedremo, insomma. Tururururudu. Nick sulla play, Kumenda V88. È un'emozione, sarà perché trombiamo. Che confusione che mi cresce piano piano. Se me lo stringi ti sto più vicino. Se ci sto bene perché te lo metto la 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 la. Questa canzone l'ho appena inventata, ragazzi. Sì, sì, Jack Pasticcio ha già fatto tanti vaneggi. Non c'è nessuno alle 5 di mattina, che bello. Ciao Raffaele Celardo. Eh... Polema mi dice tutto, Polema, non fare la spia, Paul. Ciao Paolino, ma Gigi Palla? Signore, dov'è Gigi Palla? Mi manca Gigi Palla. Comunque lunedì è una giornata un po' dura per fare le dirette, secondo me. Mamma mia, per leggere. Ma anch'io senza shoppare sono arrivato all'arena 7, adesso sono tornato alla 6, ma la vedo dura.
Il culo non ci risaremo. Ah sì, ho anche tagliato la strada contro Vano, ho ammazzato qualcuno. X-Play 11 a me la X-Play non lo capisco, lo vedo dispersivo come simulatore rispetto a Fly. È football show. Siamo con un Renault di merda proprio. Eccolo qua. Vai, 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 vai. Sorpasso, Fioi. Ciao Andre Salvo. Ma lo sto già completando il cazzeggio su Aerotrack. Eccola là, per leggere. Simone Perossa. Ah, Perossa. Ho danneggiato. Vabbè, 10. È il tuo gioco delle live comunque. Beh, anche PES, beh, PES. Poleman, siamo tutti nelle tue mani, eh. Siamo nelle mani di Poleman, ragazzi. Vi do l'indirizzo di Poleman, via delle Ginestre 14, carta di credito 482 765 93240. Se Poleman sbaglia, tutti contro il Paul. Ciao Mattia Altieri. Ciao Lorenzo Castrollo. Ma dove lo trovate un altro cume così, ragazzi? Cioè, dove lo trovate? Cioè... Un cume così non si trova da nessuna parte. Ah sì, il più costoso non è il miglior track del gioco, non lo sapevo questo. E ne siamo ancora a livello 8, cazzo, livello mongoli proprio. Facciamo il raduno, sarebbe bello il raduno. Ecco, per esempio Twitch proprio non mi piace, cazzo, qua il sorpasso mi sembra un po' ai ai ai. Speriamo bene, preghiamo. Preghiamo, manco male. Sorpasso veramente pericoloso, ragazzi, non fatelo. Sorpassi illegali in culo. Attenzione, prende la scia. Il campione del mondo in carica, Cume veneziano di Formula 1 e godo. Ciao Enrico Gazzaforti. Però il Cume c'è poco da fare. Mamma che sorpasso pericoloso questo. Ai ai ai. Però arriva, mamma mia, la pitturata, Fioi. Lo salviamo per sicurezza. Ok. Questo si ferma a paura di me, probabilmente. Togliamo anche i fanali, non ho più bisogno. Mamma mia che viaggi, ragazzi. Viaggi veramente particolari. Io offriamo motori al Cume, magari, cazzo. Ok, qua devo andare dritti. Ormai siamo arrivati. Siamo arrivati, raga. Ai, ai, ai. Salvataggio tattico. Ok.
Ciao Fabio Crespi. Qui sono sorpasso difficile, ai ai ai, preghiamo. La pitturata ancora. Ciao Guido della Bianca. Buono raga, ormai abbiamo finito. Possiamo cominciare anche con i saluti. Vi ringrazio per questa diretta di lunedì. Vediamo domani di fare fly o un altro o mercoledì, insomma adesso, cioè, vediamo un attimo. Insomma, come sono messo anche col tutto. Ok, su qua chiaramente chi se ne frega del aia del semaforo. Ciao. Ok. Molto bene. Ah beh, sta manovra non ho molta voglia di farla. Proviamo 2-3 tentativi. Occhio! Bam! Volevo salutarvi così, ragazzi. No, questa manovra è troppo impossibile a quest'ora. Io purtroppo... Occhio! Ecco, e se la ridono! E se la ridono le merdacce, se la ridono! Bello, bella sta manovra, proprio una manovra degna del peggior cume. Io non ho la patente, sono un veneziano gondolaro io. Dai. No, non va, non va. Ciao Pierluigi. Ok. Vai, vai. Vai. Perché non va? Dai, cazzo, è dritto. Ecco, ho fatto anche peggio così, vaffancuore. Ok. Dai, cazzo, entra e basta. Che do coglioni. Mamma mia, io non so veramente chi fa sto lavoro, è un figo, però. Fa sto lavoro è veramente un figo. Perché non entra? Ok. Ciao. Vabbè raga, un salutone a tutti, siete veramente stati fenomenali anche oggi. E niente ragazzi, le prossime live su Fly Simulator. Doppi sensi. Grande cume. Ciao Cinghio. Ciao a tutti ragazzi. E un abbraccio a tutti quanti, veramente come sempre siete voi veri fenomeni di tutto. Io sono solo un pazzoide porco che cerca di giocare insieme a voi. Insomma, se vi strappo anche un sorriso vuol dire che insomma il mio risultato è quello giusto. Ecco. Note a tutti. Simone, lo so, Football Manager in live, ho provato, è un po' difficile. Raga, un abbraccio, ciao Fioi. Ciao. Buonanotte.